Assemblea di questa sera, promossa dall'Ascom sull'Italia è una repubblica fondata sul lavoro finché ci sono le imprese. Uno degli interventi importanti è quello del presidente di Confcommercio Imprese per l'Italia Pordenone, che comincia così: non siamo più disposti a... Sì, non siamo più disposti a funzionare come dei bancomat, a pagare continuamente, a essere tartassati, a essere presi di mira. Siamo arrivati ad un livello di non ritorno. I nostri non ce la fanno più, molte imprese hanno chiuso, altre stanno chiudendo, altre si stanno indebitando per pagare le tasse e anticiparle. Questo non è un paese democratico, questa è una dittatura democratica che sta subendo dei diktat dall'Europa in modo eccessivamente passivo. Noi paghiamo 50 miliardi all'anno alla Comunità Europea per essere bistrattati e per non poter spendere i soldi che abbiamo nelle casse pubbliche a danno di tutte le piccole imprese e dei cittadini. È ora di finirla. Non so dove si possa andare a finire con questo tipo di politica, la gente non ne può più. Una possibile ricetta così promossa dall'Ascom Confcommercio, quale potrebbe essere? Guardi, la ricetta immediata è di tagliare immediatamente la burocrazia che non comporta costi, ma solo vantaggi, e quindi che non ci vengano a dire che non si può fare, si può fare subito, e immediatamente anche la pressione fiscale, ci vuole un colpo di reni, coraggio. Questa classe politica deve avere la forza per, come dire, dare un colpo immediato per cambiare e dare una svolta a questa situazione drammatica.